Grande visibile. Presidente Nato, Un racconto veramente dall'alto. Sostenere, aiutare, accompagnare queste attività è quello che stiamo facendo. E poi ovviamente, dicevo, la difesa delle nostre eccellenze con tantissime iniziative che potrei ricordare per quello che riguarda il vino, per quello che riguarda l'agricoltura, per quello che riguarda tutto il settore dell'agroalimentare, che non è solo economia ma è anche cultura. Non a caso abbiamo portato per la prima volta nel Vinitaly con il Ministro dell'Agricoltura e con il Ministero della Cultura due grandi quadri dedicati al vino, perché il vino è questo, è cultura. Qualcuno è riuscito a polemizzare anche su questo: ma ti pare che prendi i tuoi quadri degli Uffizi e li porti al Vinitaly? Sì, per ricordare che cos'è la nostra cultura, perché c'è una letteratura del vino, c'è una filosofia del vino, c'è una storia del vino, c'è una geografia del vino, e se non capisci questo non sai cosa sia la civiltà di cui noi siamo rappresentanti. E quindi abbiamo pensato di mettere tutto insieme questo, di mettere insieme tutto questo per ricordarlo. Ma io voglio soprattutto ringraziare, e chiudo, ovviamente tutti i produttori, le aziende, i lavoratori e persone che con entusiasmo e con molte difficoltà non hanno mai smesso di credere in quello che facevano e ci aiutano a rendere l'Italia sempre più centrale, credibile e apprezzata, forse perfino invidiata nel mondo.